Grazie Marco, grazie a tutti i presenti. Un grazie particolare lo devo alla presenza di una persona che oggi ci onora in questa sala. So che questa persona non ama molto essere citata, è una persona miracolosamente, grazie alla sua abilità, al suo coraggio, alla sua intuizione, alla sua prontezza, scampato ai proiettili della 357 di Roberto Savi. È una delle vittime della Uno Bianca, fortunatamente scampata al tentativo di ammazzarlo, l'attentato fatto nel gennaio del 1991. Lo vorrei ringraziare per la sua presenza in questa sala e più che mai il mio intervento, che normalmente è un intervento, non so se si sente, è un intervento che parte in questi incontri, ho il compito di partire un po' da lontano. Il microfono, il tuo, dall'altra parte, spostato. Il mio compito, dicevo, è quello di partire un po' da lontano, di partire da come si forma una certa aggregazione e come si arriva agli anni della Uno Bianca e della Falange Armata. Partirò invece in questa sede la presenza di una delle vittime della Uno Bianca mi induce a concentrare il mio intervento partendo da una data precisa che ci porta nel pieno della Uno Bianca e ci dà il senso di un aspetto importante di tutta la nostra storia, un senso che non è mai scandagliato a sufficienza. Vedete, quando si scandaglia un episodio, sì, c'è una cosa che bisogna analizzare prima di ogni altra cosa: i tempi e la successione dei fatti. La cosa bianca messa prima della cosa gialla non è la stessa cosa se prima viene la cosa gialla e poi la cosa bianca, se si interpretano degli episodi della storia. Ed ecco perché la cronologia dei fatti, cui cercherò di dedicare questo mio intervento, ha una sua importanza fondamentale. E allora parto da una data, il 2 gennaio 1990, Bologna, via Stalingrado. Oggi via Stalingrado è una via molto animata, all'epoca via Stalingrado era una via di periferia, piuttosto malfamata. 2 gennaio 1990, in via Stalingrado, 4 banditi a bordo di una Golf nera feriscono tale Drissa Ghezzi, che era un tunisino che passeggiava in questa via periferica, all'epoca periferica. Una delle armi che lo ferisce è il revolver di Roberto Savi. L'altra arma è un'arma mai identificata, attenzione, mai passata per le mani dei fratelli Savi. Si perderà di vista questo dato e si perderà di vista poco dopo. Questa stessa arma, mai identificata, sparerà ancora un'altra volta nei delitti della Uno Bianca il 15 gennaio del 1990, 13 giorni dopo. Poi mai più. Perché l'attentato del 2 gennaio 1990? Per capire la storia che ci accingiamo a raccontare è molto importante. Perché per la prima volta i banditi della Uno Bianca non fanno un assalto di molti uomini per prendere un bottino, come era stato fino allora, con gli assalti alle coppie, furgoni blindati delle coppie. Per la prima volta, in quella occasione, si spara in modo mirato contro una persona e compare questa. Dicevo il tempo è importante anche nelle pause. Dopo 2 gennaio 1990, 15 gennaio 1990, la Uno Bianca va per alcuni mesi in sonno. Nel frattempo, l'11 aprile del 1990 succede un'altra cosa.
a Milano viene ammazzato Umberto Mormile. È la prima rivendicazione della Falange Armata. Succede che all'epoca, poiché da quel momento in poi e per un certo periodo, come presto vedremo, i delitti della Uno Bianca saranno rivendicati dalla Falange Armata, succede che vengono fatte delle perizie balistiche e si comparano i proiettili dei delitti della Uno Bianca con i proiettili trovati nel luogo dell'omicidio Mormile, e si dice che c'è una assoluta comparazione fra un proiettile, fra un'ogiva e l'ogiva che ammazza. La perizia viene rifatta, dei periti dicono sì, c'è una certa comparazione, però dobbiamo dire che il proiettile che ha ucciso Mormile sembra essere stato esploso da un'arma che dopo gli altri episodi ha sparato ancora varie volte. Ricordo che c'è l'episodio del 15 gennaio 1900. Questa perizia balistica, che sembrerebbe legare in modo indissolubile l'omicidio Mormile ai delitti della Uno Bianca, viene clamorosamente smentita quando verranno trovate le armi dei fratelli Sapi, i quali diranno: abbiamo fatto tutto noi, va bene, contro ogni evidenza, contro ogni logica. Non vi starò ad annoiare dicendovi le cose paradossali, ci sarebbe da ridere se non fossero fatti drammatici, sulle bugie che hanno raccontato i fratelli Sapi a cui è stato dato credito. Sì, a quel punto si prendono le armi utilizzate dai fratelli Sapi e si rifà la perizia e si scopre improvvisamente che nessuna delle armi trovate in mano ai fratelli Sapi o passate per le mani dei fratelli Sapi è coerente con il proiettile di Mormile. Una perizia, badate bene, fatta dallo stesso perito balistico che aveva fatto la prima affermazione con assoluta certezza. Si perde di vista una cosa elementare, che fra le armi che avevano sparato prima vi era un'arma che i fratelli Sapi non hanno mai avuto, un'arma che non è mai stata ritrovata nelle mani dei fratelli Sapi. È del tutto ovvio che questo filo balistico sia perso, ma siccome c'era una convinzione assoluta che tutto, c'è forse tuttora una convinzione assoluta che tutto è passato per le mani dei fratelli Sapi, questo filo balistico si perde. Non si perde il filo Falange Armata, perché, dicevo, il tempo è importante nella nostra storia e ce ne renderemo conto strada facendo, perché anche la Falange Armata per un certo periodo sembra andare in sonno. C'è un comunicato dell'11 aprile, guardate, è importante di questo comunicato dire che è un comunicato commissionato o addirittura eseguito, fatto dallo stesso organizzatore dell'omicidio Mormile. È un comunicato che arriva il pomeriggio dell'11 aprile del 1990, se non sbaglio attorno alle ore 15, all'Ansa di Bologna, con cui si dice: siamo la Falange Armata carceraria, si chiama in quel momento, ci conoscete fra noi. La promessa di una futura azione. La Falange Armata va in sonno per qualche mese, così come dire, era andata in sonno la Uno Bianca. Caro Salvatore, salutiamo Salvatore. La Falange Armata torna a farsi viva il 27 ottobre del 1990, dicendosi pronta alla gestione, a un programma
di un programma di ribaltamento, di azzeramento delle strutture giudiziarie e carcerarie del Paese. Promette la politica della forza e del terrore a tutto il Paese. Ed è quello che da quel momento in poi farà. La sua storia si congiunge inevitabilmente con la Uno Bianca, con i successivi assalti ai campi nomadi. Siamo nel novembre del 1990. Gli assalti ai campi nomadi, in cui i banditi della Uno Bianca, sono due, uno del 10 novembre e l'altro del 5 dicembre del 1990, vengono ammazzate due ragazzi, vengono ferite varie altre persone. Gli assalti ai campi nomadi saranno rivendicati circa un mese dopo in un ennesimo assalto a un campo nomade, al campo nomade di Albenga, di cui si è perso completamente di vista l'esistenza. Nell'assalto al campo nomadi di Albenga, dei banditi scesi da una Uno Bianca e pacificamente, non sono fratelli santi, sparano, feriscono varie persone, vari nomadi nelle loro roulotte, e segue un comunicato della Falange Armata. L'azione iniziata a Bologna è continuata quest'oggi, è un comunicato dell'Ansa di Torino, è continuata quest'oggi ad Albenga e continuerà finché lo Stato putrescente via non la batteremo con la politica della forza e del terrore. La Falange Armata continuerà a rivendicare tutti i delitti della Uno Bianca di una fase particolare. Marco ha anticipato come la Uno Bianca sia un fenomeno che è durato 7 anni e mezzo. In questi 7 anni e mezzo si tende ad appiattire il fenomeno in un'unica dimensione. Non è così. La Uno Bianca almeno ha 3 fasi completamente diverse tra di loro. Una prima fase sono nuvoli di banditi che assaltano, che si caratterizzano per il loro assalto ai furgoni blindati, ed è una fase che inizia nel gennaio del 1988 e finisce nel giugno del 1989 con l'omicidio di Adolfino Alessandri di Agorati. Ha una seconda fase, che è la fase prettamente terroristica. La maggior parte dei morti, degli omicidi della Uno Bianca è collegata, è collocata nella seconda fase. Sono ammazzate 17 persone in questo periodo sulle 22 complessive, e la maggior parte dei feriti sono in questo periodo. Ma si caratterizza perché in questo periodo, ed è solo in questo periodo, la Uno Bianca non coltiva obiettivi di lucro. In questo periodo la Uno Bianca sparano, ammazzano, vanno via. Un solo esempio: omicidio Bonfigliolo, va bene? Omicidio Bonfigliolo. I banditi della Uno Bianca vanno a un distributore di benzina, ammazzano il gestore del distributore, ammazzano il cane Tom, Bonfiglioli si chiama il gestore del distributore. Ci sono 50.000 lire, le prendono e le buttano addosso al cadavere. Sarà così per tutta questa fase. È una fase il cui crisma terroristico è del tutto evidente. Non c'è obiettivo di lucro. Si ammazza per fare paura, punto. Questa è l'unica fase che la Falange Armata rivendica come delitti di propria appartenenza. Appartengono a questa fase gli assalti ai campi nomadi, l'omicidio di Via Volturno, dell'armeria di Via Volturno, l'omicidio di Pasqua e Pedini, chi più ne ha più, l'omicidio dei carabinieri del Pilastro, l'attentato ai carabinieri a Miramare di Rimini, l'omicidio, l'attentato contro i ragazzi all'incrocio di Sant'Arcangelo di Romagna. Sono tutti omicidi e fatti collocati in un periodo molto preciso, e sono gli unici
episodi rivendicati dalla Falange Armata. Sono gli episodi con cui la Falange Armata diventa famosa. Si arriva al 30 agosto del 1991. Ripeto, il tempo è importante, è fondamentale. So che è importante anche nel mio intervento, perdonatemi, ma vorrei dare il senso di questa cronologia. 30 agosto del 1991 è l'ultimo delitto della fase terroristica. Da quel momento in poi la Uno Bianca farà solo rapine in banca, bottini anche abbastanza cospicui, rapine violente, in 3 casi costellati con un omicidio, va bene, ma sono decine di rapine in banca con bottini importanti. Prima di questa fase, attenzione, le rapine in banca non erano mai state fatte dalla Uno Bianca prima da loro. Prima di questa fase, il 30 e il 31 agosto, c'è un comunicato della Falange Armata. La Falange Armata dichiara: da ora in poi metteremo in disarmo il comando che ha agito in Emilia, a Bologna, in provincia, in Romagna e nelle province di Pesaro. Non di meno, procederemo alla militarizzazione del paese, regione per regione, taglieremo il paese a pezzi. La Falange Armata non rivendicherà mai più i delitti della Uno Bianca, intese le rapine in banca, unici delitti che commetterà la Uno Bianca da quel momento in poi. Rivendicherà molto altro. Vi è una prima fase di rivendicazione, è importante, ripeto i tempi, lo vedremo fra un attimo, una prima fase di rivendicazioni che tocca l'omicidio Fabrizi, avvenuto a Pescara, l'omicidio Giarau, avvenuto in Sardegna, l'attentato di Surbo, un episodio incredibile. Si attenta al treno dei migranti il 6 gennaio del 1992, un attentato commesso dalla Sacra Corona Unita, l'attentato alla villa di Pippo. Sono vari attentati e dopo ogni attentato si dice la rivendicazione falangista: proseguiamo nella militarizzazione del paese. Provincia per provincia, regione per regione, taglieremo il paese. Capite che la Falange Armata sta creando un senso della sua presenza in tutto il paese. Nel frattempo succede un'altra cosa che porta alle vicende, diciamo, che più ci legano a questo incontro. Nelle campagne di Enna, dice un'indagine della direzione distrettuale antimafia, prendendo, diciamo, i riferimenti corali di tutti i pentiti di mafia, in particolare i catanesi, ma anche i palermitani, nelle campagne di Enna, delle soggettività esterne stanno proponendo alla Falange Armata, a Cosa Nostra, di aderire a un progetto criminale di eversione e di attacco allo Stato. Attenzione, sono le stesse persone che avevano proposto questa adesione alla Sacra Corona Unita, che aveva risposto con l'attentato di Surbo, l'attentato al treno dei migranti. Nel febbraio del 1992 Cosa Nostra aderisce a questo progetto. È probabile che abbia avuto un'influenza decisiva la sentenza del 30 gennaio del 1992 con cui passa in giudicato il maxi processo contro Cosa Nostra, istruito da Falcone Borsellino. Ma c'è una cosa importante: si decide che tutti i delitti di questo attacco allo Stato saranno rivendicati dalla Falange Armata. Ora, ci hanno raccontato che la Falange Armata è un soggetto esterno, sono dei mitomani, dei pazzi,
che si appropriano dei delitti altrui, hanno condito questa cosa, rendendola più credibile, dicendo è un gruppo di agenti deviati dei servizi segreti. Per carità, ci saranno anche tanti agenti deviati dei servizi segreti, non discutiamo di questo. Gruppi esterni dei servizi segreti che si appropriano dei delitti altrui. Il punto non è questo. Sono gli stessi autori dei delitti che decidono che sarà la Falange Armata a rivendicare i propri delitti. E capite come la Falange Armata entra in pieno nel nostro discorso e come sia importante che noi parliamo di questo non solo a Palermo, ma ne parliamo a Venezia, ne parliamo a Milano, dove è nata la Falange Armata, ne parliamo a Bologna, dove la Falange Armata ha avuto il suo trampolino di lancio. I successivi delitti sono troppo tristemente famosi: omicidio Lima, omicidio Guazzelli, la strage di Capace e la strage di Via D'Amelio. Ci sarebbe molto da dire sulle rivendicazioni, ce n'è una però che voglio ricordare, e facendo oltraggio ai miei occhi, in questa passeggiata che mi ha accompagnato verso questa straordinaria e bellissima sala, facendo oltraggio ai miei occhi, anziché perderli nelle meraviglie che vedevo, li avevo persi su quello che improvvisamente mi era balzato alla mente, e probabilmente altri lo hanno già notato. Io lo dico, l'ho intuito, l'ho sentito, lo sento come vero da poco più di mezz'ora, e ve lo leggo. Il 25 luglio c'è una rivendicazione, le rivendicazioni della strage di Via D'Amelio, dell'omicidio del fratello di Salvatore, di Paolo Borsellino, e della sua scorta, sono varie. C'è una rivendicazione che recita fra l'altro così: entro il termine di 6 mesi, 1 anno, l'organizzazione dovrebbe essere in grado di condurre a un risultato conclusivo la fase numero 3 del progetto unitario generale di militarizzazione del paese, eccetera, eccetera. Io la trovo importante. Intanto una riflessione marginale. Questo dovrebbe essere in grado vuol dire che c'è un momento di pausa. La Falange Armata si pone, sta coltivando e sta rintessendo le file per una nuova strategia. Dopo aver coltivato fase 1, militarizzazione del paese all'esterno della Sicilia; fase 2, militarizzazione del paese in Sicilia, omicidio Lima, omicidio Guazzelli, strage di Capaci, strage di Via D'Amelio, si comincia a pensare a una fase 3. Ma notate questo dovrebbe. Notate il senso di una organizzazione, di un progetto generale unitario, dice la Falange Armata, una convenzione strategica unitaria, dice in altri comunicati, il comunicato di rivendicazione dell'omicidio Guazzelli. Perché convenzione strategica unitaria, progetto generale unitario? Ma perché a Enna c'è un accordo di Cosa Nostra con altri soggetti esterni. Perché dovrebbe? E perché non quelle enfatico? Siamo noi, siamo forti, vinciamo, politica della forza e del terrore, piegheremo questo Stato putrescente. Perché è un progetto in fieri. Vi dicevo i tempi di riflessione. La Falange Armata, ovvero questa firma che si dà questo consorzio eversivo, uso il nome di alcuni pentiti di cui si ha contezza dall'indagine 'ndrangheta stragista della Procura di Reggio Calabria. Questo consorzio eversivo nato a Milano, che si firma Falange Armata, un progetto generale unitario, in cui le varie teste si mettono un po' alla volta d'accordo
sulle varie fasi di questo progetto generale unitario. Ma cosa succede in quel momento? Dice entro 6 mesi, un anno. È un fatto che dopo Via D'Amelio, la falange armata di rivendicazioni, c'è la rivendicazione del proiettile di Boboli e poi atti terroristici, non c'è nessuno più per un certo periodo. Dovrebbe, il progetto generale unitario si snoda, si squaderna un po' alla volta, cresce, l'attacco allo Stato sta crescendo, sta per iniziare la fase 3, entro 6 mesi, un anno. E cosa succede entro 6 mesi, un anno? Ci sono le stragi via Paolo, via Palestro, San Giovanni, c'è l'attacco del 27 luglio. Approssimativo entro 6 mesi, un anno, niente affatto, rifacciamo un tuffo sulla 1 bianca, e capite come non c'è nessuna approssimazione, c'è un progetto che un po' alla volta va avanti, rifacciamo un tuffo sulla 1 bianca e andiamo, dicevo il tempo, a febbraio del 1993. Questo progetto sta prendendo forma. A febbraio del 1993 viene assassinato, dopo una rapina in banca, tale Massimiliano Valenti, un teste che guardava male i banditi nel cambio della macchina. C'è un comunicato della Falange Armata. Ricordate che la Falange Armata ha detto che ha messo in disarmo il comando che ha agito a Bologna, in Romagna e nelle Marche. Ricordate questo comunicato, vero? Questa serie di comunicati, sono 3 i comunicati dove si parla del disarmo, 31 agosto, 15 settembre e 22 settembre. Dopo l'omicidio di Massimiliano Valenti, la Falange Armata dice: non abbiamo nulla a che fare con queste regole, noi non c'entriamo. Come abbiamo detto più volte, abbiamo messo in disarmo il comando che ha agito a Bologna, in Romagna e nelle province e nelle Marche. Lo abbiamo messo in disarmo, non abbiamo nulla a che fare. Non di meno, il progetto di militarizzazione del paese va avanti. Colpiremo nel Lazio, in Lombardia, in Toscana e a le Puglie. E capite che questo progetto, la fase 3, sta prendendo forma. Perché cosa succederà? Siamo a febbraio del 1993. Cosa succederà? Ormai lo sappiamo tragicamente, lo sappiamo onestamente, quello che succede immediato. Sono le bombe che mettono in ginocchio lo Stato e sono le bombe della fase 3. Ecco cos'è la fase 3. Ecco, dicevo, caro Fabio, cosa avrò letto questo comunicato 2000 volte, ci volevano le bellezze di Venezia per farmi capire il senso della parola fase 3. Inizia la fase 3. La fase 3, quella dell'attacco definitivo contro lo Stato. Lo Stato è in ginocchio. Il 27 luglio del 1993, nel buio del cuore di Roma, dopo le bombe di San Giovanni, del Velaro, ce lo dice Napolitano. Io non so se il processo sulla trattativa sia un processo giusto o sbagliato, francamente non me ne importa nulla. So che storicamente è accertata una trattativa fra lo Stato e la mafia, va bene? So che storicamente è accertata, questo processo lo accerta a prescindere dal trattamento sanzionatorio che riguarda gli individui e la pretesa punitiva dello Stato. A me interessa veramente zero il trattamento sanzionatorio. Mi interessa un dato storico che è accertato sin dal processo della strage di Via de' Giocofi, la sentenza, se non sbaglio, del 1999, l'esistenza di una trattativa fra lo Stato e la mafia. Lo Stato è in ginocchio,
Se sono andato troppo avanti mi fermo qui, ho l'impressione di essere andato troppo avanti. Mi piacerebbe dire come si arriva all'io non ci sto e il senso di quell'io non ci sto e chi invece c'è stato. Dopo le bombe del luglio, a settembre iniziano una serie di messaggi contro il Presidente della Repubblica. Sono messaggi di doppia natura. Da un lato viene accusato di aver fatto malversazione dei soldi che riceveva come Ministro dell'Interno, di averli utilizzati per fini privati. Tutti i mesi pare che i servizi dessero 100 milioni al Ministro dell'Interno. Si badi bene, ci sta, ecco, poi ci sono dei fondi riservati che il Ministro dell'Interno gestisce per funzioni di polizia. Non ci dobbiamo scandalizzare per questo, va bene? Ci dobbiamo scandalizzare perché il suo problema viene fatto. I soldi servono per pagare i confidenti, i soldi servono per fare le indagini. Una serie di messaggi con cui si accusa la Scaff. Dall'altro si invita il Presidente della Repubblica, già Ministro degli Interni, a dire la sua, a intervenire. Lo si minaccia in modo molto particolare, minacciando la figlia Marianna, la cosa più cara e più sacra, dirà Scalfaro in una intervista riservata che viene riportata dalla Falange Armata. Sapete che Scalfaro è ma Scalfaro tace. Ottobre 1993 l'attacco sembra avere raggiunto i suoi punti massimi. Ci sono le bombe al palazzo di giustizia di Padova, quando una bomba viene messa all'esterno dell'ufficio, della finestra dell'ufficio. Ecco, vedete là, il Veneto non è così distante da questa storia. Viene messa all'esterno dell'ufficio esecuzioni penali del Tribunale di Padova e viene rivendicato dalla Falange Armata. Siamo pronti alla spallata finale contro lo Stato putrescente. La Falange Armata, con telefonate che partono da Taormina, fa trovare delle tute mimetiche a Udine, dimostrando la sua capacità di essere presente in tutto il paese, di militarizzare il paese dappertutto. Lo Stato è in ginocchio, lo Stato sta trattando. La mancata proroga dei 41 bis conta il giusto, ci importa il giusto che non siano stati prorogati. Quello Stato che era stato capace di condannare fino in fondo gli uomini di Cosa Nostra con la sentenza del 30 gennaio del 1900, passata in giudicato il 30 gennaio del 1992, tratta. Lo Stato tratta. E la resa dello Stato, e la resa dello Stato, contestualmente alla resa dello Stato, il 3 novembre del 1993, quando scadono i 41 bis, c'è l'intervento di Scalfaro che irrompe nelle televisioni degli italiani. Se non sbaglio c'era una partita di calcio in veniva trasmessa. Io non ci sto, dice Scalfaro. Io non ci sto a questo gioco al massacro. E dice Scalfaro, dovremo colpire i colpevoli, ma dovremo difendere anche le istituzioni. Capite che? E chiama all'appello tutti, chiama all'appello polizia, carabinieri, Presidente della Repubblica, gli organi giurisdizionali. E questa è il punto di partenza di qualcosa che evidentemente da quel momento in poi non va. Io non ci sto e contemporaneamente si ferma. Non si firmano le proroghe dei 41 bis. Io non ci sto, ma si tratta. E si chiede alla giustizia, ai giudici, via, di punire i colpevoli. Beh, sapete, ci saranno da quel momento in poi gli Scarantino, ci saranno
i Mormile che vengono fatti passare dei corrotti, ci saranno le sentenze che assolvono gli ignoti. Nelle sentenze della UNO bianca si è arrivati al punto nel dispositivo di dichiarare la non responsabilità di persone non identificate. Cosa folle tecnicamente, capite? È una cosa che non esiste tecnicamente. Io nel dispositivo mi pronuncio contro le persone che partecipano al processo, non contro le persone che non partecipano al processo. È un fatto tecnicamente inesistente, però è un fatto che ha un suo valore in un quadro complessivo. Io non ci sto, ma nel contempo lo Stato ha trattato. È nata la Repubblica Consociativa. La Falange Armata non rivendicherà mai più. C'è un episodio ancora rivendicato dalla Falange Armata, ma è un episodio, è stato giudicato e lo ritengo inequivocabilmente non genuino, quantomeno non appartenente alla Falange Armata, quella nata l'11 aprile 1990 con l'omicidio di Brutti. La Falange Armata progressivamente va in sonno, scompare, vengono scambiati per dei mitomani, per dei fessacchiotti, degli imbecilli. La UNO bianca è un'impresa criminale, è un'impresa familiare a natura criminale, sono 3 banditelli che hanno fatto i mascalzoni e dovranno stare per un po' in galera. Via D'Amelio è l'opera di quattro personaggi di nulla impastati nel niente. Noi siamo qui per dire che in questo paese, e questo libro è stato scritto per dire che in questo paese c'è gente che non si rassegna ad assolvere gli ignoti. Grazie per questa attenzione. Ecco, ringrazio Giovanni Spinosa per il suo intervento. Io spero che sia chiaro a tutti, avendolo ascoltato, cos'è che abbiamo voluto comunicare con questo libro. Cioè, il fatto che questo consorzio criminale, questo consorzio eversivo, composto da forze diverse, appartenenti alla criminalità organizzata, appartenenti ad apparati dello Stato, ha agito sostanzialmente per piegare le regole della democrazia. Questa trattativa, questo scendere a patti con queste forze eversive alla fine del 1993 ha di fatto creato un vulnus alla democrazia che in pratica condiziona anche la nostra vita di oggi, anche la vita istituzionale di oggi. È per questo che abbiamo cercato di comunicare questi concetti attraverso questo libro e spero che dall'intervento di Giovanni Spinosa questo sia emerso in modo molto evidente. Una delle cose che è comune agli autori di questo libro è che tutti da vicino hanno vissuto in prima persona una parte delle vicende che sono narrate in questo libro. Chi, come Giovanni Spinosa, le ha vissute professionalmente, chi come Salvatore Borsellino o Stefano e Nunzia Mormile le hanno vissute perché familiari di vittime di mafia, chi come Fabio Repici perché avvocato di familiari di vittime di mafia, o chi come Federica Fabretti, Giuseppe Robianco, Antonella Beccaria come giornalisti che si sono occupati di questi fenomeni, Federica Fabretti come volontaria, come attivista, però tutti hanno sentito questi fatti come una parte della propria vita